Firmata la convenzione tra la Prefettura di Agrigento e la Croce Rossa Italiana per la gestione dell'hotspot a Porto Empedocle. Conferenza stampa oggi del Presidente della Regione Schifani. Il 2023 si è chiuso per la Regione Siciliana con un aumento delle entrate pari a 1 miliardo e 300 milioni di euro, con un incremento di circa il 10% rispetto all'anno 2022. L'accoto, Presidente della Commissione Salute, lancia l'allarme sanità in Sicilia, pochi i medici. Diverse le adesioni in Forza Italia nell'Agrigentino. Il Partito Democratico domani organizza un convegno sullo scempio a Villa del Sole di Agrigento. Il dottor Carmelo Sgarito scrive una lettera alla Premier Giorgia Meloni: è ora di cambiare il sistema di voto e tornare alle preferenze. Importanti novità a Favara sul fronte della raccolta differenziata dei rifiuti. All'Istituto Ambrosini al via la sperimentazione del diploma in 4 anni. Presentato ieri il libro di Paolo Cilona su Fratel Biagio Conte a un anno dalla sua morte, anche una messa in sua memoria. Netta sconfitta del Licata con il Canicattì per 3-0. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TVA Notizie. La Prefettura e la Croce Rossa Italiana insieme per la gestione del nuovo hotspot a Porto Empedocle, firmata una convenzione, il servizio. Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha stipulato presso il Palazzo del Governo della Prefettura una convenzione con il presidente del Comitato Provinciale di Agrigento della Croce Rossa, dottore Vita, per la gestione del nuovo hotspot per migranti a Porto Empedocle. La convenzione ha una durata di 6 mesi e prevede che il Comitato Provinciale della Croce Rossa si occupi della gestione dei servizi di accoglienza, assistenza e integrazione dei migranti presso l'hotspot di Porto Empedocle. In particolare la Croce Rossa si dovrà occupare dell'accoglienza, della prima accoglienza dei migranti, dell'assistenza sanitaria e sociale, orientamento e inserimento sociale, formazione linguistica e culturale, attività di sensibilizzazione e di informazione. Alla firma della convenzione erano presenti il viceprefetto dottor Massimo Signorelli, il dirigente dell'area immigrazione Gabriele Barbaro e il vicecapo di gabinetto Fabio Magnano. In rappresentanza del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana, presenti anche il dottor Angelo Vita, vicepresidente, la signora Simona Fiorino, che sarà la coordinatrice del progetto. La Croce Rossa Italiana è una realtà consolidata e di grande esperienza nel settore dell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti, questo quanto dichiarato dal prefetto Romano. Sono certo che la collaborazione tra la Croce Rossa Italiana sarà fondamentale per garantire un'accoglienza dignitosa e inclusiva ai migranti che giungono nel nostro territorio. Siamo onorati di poter collaborare con la Prefettura di Agrigento per la gestione del nuovo hotspot di Porto Empedocle, ha dichiarato Angelo Vita, vicepresidente del Comitato Provinciale di Croce Rossa Italiana. La nostra associazione è impegnata da sempre in favore dei più vulnerabili e l'accoglienza dei migranti è una delle nostre priorità. Il 2023 si è chiuso per la Regione Siciliana con un aumento delle entrate pari a 1 miliardo e 300 milioni di euro, con un incremento di circa il 10% rispetto all'anno 2022. Ad annunciarlo è il governatore Renato Schifani nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans per fare un bilancio di un anno di governo. La corrispondenza da Palermo. La mia grande soddisfazione per aver evitato alla Sicilia l'esercizio provvisorio, cosa che non si verificava da più decenni, e non posso sottrarmi dal ringraziare per questo evento innanzitutto l'autorevolezza e la capacità di mediazione espressa dal Presidente Gaetano Galvagno, al quale vanno i miei ringraziamenti istituzionali oltre che quelli personali, in uno a quelli nei confronti di Marco Falcone e Luca San Martino, che sono state le due persone politiche e anche tecniche che hanno coordinato il tavolo. Non posso sottrarmi anche da rilevare come la stessa opposizione abbia assunto una posizione responsabile, evitando atteggiamenti ostruzionistici, raccogliendo quell'appello che si muoveva da tutte le forze produttive della Sicilia, finalizzata ad evitare il blocco della spesa che si sarebbe determinato con l'esercizio provvisorio. Perché nel 2023 si è chiuso con un aumento delle entrate tributarie della regione siciliana di 1 miliardo e 300 milioni circa di euro, scusate,
con un incremento del 10% rispetto al 2022. Questo maggiore introito scaturisce soprattutto dall'aumento dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IVA e del bollo auto. Per effetto noi poi, vi anticipo, l'avranno letto forse i miei tecnici, noi vi consegneremo questo elaborato per consentire poi una migliore, diciamo, fruibilità delle notizie. Quindi, a causa di questo maggiore introito, si prevede che con il rendiconto a dicembre 2023 il disavanzo della Regione possa ridursi di ulteriori 1 miliardi e 8, arrivando quindi a un disavanzo di 2,9 miliardi da coprire, riducendo il periodo di ammortamento. Quindi abbiamo un crollo del disavanzo notevole, vedete poi la curva che è già segnata appunto in questa slide, che dà il segno di una fortissima accelerazione del governo Schifani sulla eliminazione del disavanzo. 40 milioni per la depurazione. Noi abbiamo impegnato queste somme, speso queste somme per evitare che potessero andare in economia e essere in disimpegno sostanzialmente. Altro evento che ha caratterizzato la mia azione di governo e quest'anno è stato un accordo che io definisco anche storico, e cioè l'accordo Stato-Regione del 2023. Abbiamo parlato tante volte di questa vicenda, di un accordo pregresso molto rigoroso, stipulato doverosamente dal Presidente Musumeci, che ringrazio anche per la responsabilità della tenuta dei conti in un momento tragico che ha vissuto la Sicilia con il Covid, e quell'accordo naturalmente assegnava alla Sicilia dei compiti a casa non differenti, uno dei quali il blocco delle assunzioni, il rientro dal disavanzo con termini scanditi in maniera molto rigorosa. E rivisitato quell'accordo abbiamo sbloccato le assunzioni, delle quali vi parlerò a breve. Ma un accordo del quale sono fiero, che fa parte della manovra approvata dal Parlamento nazionale a dicembre del 2023, ha previsto un obiettivo che ci eravamo prefissati e che nel giro di primo anno siamo riusciti a ottenere, e cioè che viene ridotta la compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria dal 49,1 al 42,5. 42,5 che esisteva 10 anni or sono e che poi è stato invece elevato al 49. Quindi cosa significa? Noi contribuiremo di meno alla spesa sanitaria. L'accoto, presidente della Commissione Salute e Servizi Sociali all'ARS, lancia un allarme. Presto pensionamento medici lascerà la popolazione in difficoltà. Chiameremo medici stranieri, ma le facoltà di medicina restano a numero chiuso e i nostri medici vanno all'estero. Un altro nonsenso che foraggia il sistema denunciato da De Luca con i test d'ingresso, il servizio di Margherita Trupiano. Il presidente della Commissione Sanità all'ARS, Laccoto, ieri ha lanciato un forte allarme. Nei prossimi 5 anni andranno in pensione circa 2.800 medici di base e parte della popolazione sarà scoperta. Servono più fondi e che siano ben usati per un sistema sanitario e sostenibile e volto a premiare gli operatori sanitari e stimolare la produttività. Serve, dice, avere una visione diversa e più attuale della sanità. E fin qui nulla di nuovo, nel senso che sono considerazioni anche abbastanza ovvie e dettate dal progressivo impoverimento dei servizi erogati dalla sanità italiana e siciliana, ma il discorso su cui riflettere si fa più interessante se consideriamo quanto più volte riportato dai quotidiani in relazione alla carenza di medici, per la quale la Sicilia guarda a replicare l'idea di reclutare medici stranieri da utilizzare data la carenza del personale, come fatto in Calabria, senza nulla togliere alle professionalità che arrivano dal mondo globalizzato e che riteniamo possano essere di grande contributo perché provenienti da altra formazione ed esperienza. Ciò premesso e sottolineato,
Ci chiediamo cui prodest allora il perdurare del numero chiuso nelle facoltà di medicina. Non sarebbe più opportuno aprire a tutti e poi al secondo anno consentire a quanti sono in regola con un numero minimo di materie di proseguire? O forse il buon De Luca da Napoli ha ragione quando dice che esiste un collegato di natura economico-speculativa rispetto ai test di ingresso alle facoltà di medicina a numero chiuso. Ci chiediamo come mai un discorso così semplice non trovi immediata riflessione e inchiesta, anche di natura ispettiva. Perché i nostri medici devono poi cercare lavoro all'estero perché qui sottopagati o privati di quell'aspirazione a svolgere professioni sanitarie solo perché non dispongono dei soldi necessari per pagare la preparazione ai test d'ingresso? Anche in questo la Sicilia dunque non si sottrae ad un sistema a dir poco controverso. E il noto dermatologo agrigentino, dottor Carmelo Sgariotto, scrive una lettera alla Premier Giorgia Meloni. Le chiedo se non sia il caso, durante il suo mandato, di mettere mano alla legge elettorale e di tornare alle preferenze. Noi lo abbiamo intervistato. Siamo con il dottor Carmelo Sgarito per un'intervista relativamente a una lettera che lei ha fatto al Premier Meloni relativamente a una modifica del sistema elettorale. Ecco, lei dice che è meglio la preferenza. Per quali ragioni, per quali motivi? Oltre, alla preferenza ha indicato anche altri obiettivi. Ce ne parli, dottore? Ma io traggo spunto, dalla vicenda abbastanza triste che ha interessato il parlamentare di Fratelli d'Italia, che fortuitamente ha portato con sé un'arma da sparo in una festa, per riflettere, al di là del colore politico e della casacca politica del parlamentare, su quella che oggi è la qualità della classe politica che rappresenta le istituzioni. E questo anche avviene, questo decadimento, in forza di un sistema elettorale che purtroppo ha visto ormai tanti anni or sono una sorta di sequestro, di mutilazione della democrazia, per cui la scelta dei parlamentari è praticamente appannaggio di 5 o 6 leaders di partito che hanno sulle spalle la responsabilità della selezione della classe dirigente. Dico invece, in questa lettera aperta, che la preferenza è importante per due motivi. Intanto per ripristinare la democrazia nella sua pienezza, non secondo il parere del PD o di Fratelli d'Italia, ma secondo il parere della Costituzione, che assegna al popolo sovrano il potere e anche direi la responsabilità della scelta. Quindi il cittadino sceglie sulla base di quelle che sono le motivazioni, le capacità, il curriculum. Oggi invece la scelta viene fatta sulla base dell'indice di fedeltà del parlamentare al capo, per cui il parlamentare non deve dare conto e ragione a nessuno se non al suo capo, e quindi non può fare ovviamente un buon lavoro rappresentativo. Il cittadino invece che sceglie può fare uno screening in base alla possibilità dei candidati che si presentano e scegliere quello che secondo lui è il più idoneo. Ovviamente può sbagliare, può anche far bene, ma è una scelta comunque che la Costituzione assegna al cittadino, non certamente a 4 o 5 leader di partito. E c'è anche un'altra considerazione che io faccio nella lettera. Non è soltanto una questione di principio e una questione legata alla Costituzione, ma è anche una questione di rappresentazione del territorio, perché se noi in Sicilia riceviamo, tra virgolette, candidati valdostani o piemontesi, che tipo di rappresentazione territoriale può avere mai la Sicilia se noi eleggiamo un toscano o un veneto? Perché questo avviene, così come in Veneto o in Emilia-Romagna tante volte ci sono candidati provenienti dal Lazio o dal Molise. Quindi c'è un rimescolamento assolutamente, abnorme delle carte, per cui è saltato anche il banco della rappresentatività territoriale. Chi rappresenta al Parlamento, chi fa un'interrogazione parlamentare sui calcinacci che cadono in una scuola e che sfiorano la tragedia, piuttosto che sulla rottura di un ponte o su una rottura di una condotta fognaria? Dov'è
il parlamentare molisano che deve occuparsi di una condizione che invece interessa il territorio agrigentino o il territorio trapanese. Quindi diciamo è veramente quasi una farsa, il cittadino non ha neanche un punto di riferimento. Ecco perché da questa lettera io proprio diciamo, invito la Presidente la Meloni a fare una riflessione, anche perché siamo in corrispondenza, in prossimità del voto europeo, e il voto europeo è un voto espresso con nome e cognome. Non vedo il motivo per cui questo non debba farsi anche per eleggere Parlamento e Senato. Nuove adesioni a Forza Italia, a Canicattì, a Menfi, ad Alessandria della Rocca. Il partito azzurro si prepara alle prossime elezioni amministrative in primavera per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, forte dei risultati delle scorse elezioni del 2022. Il servizio. Alessandria della Rocca è uno dei 6 comuni della provincia di Agrigento che andrà al voto in primavera per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. In proposito si sono rivolti alla cittadinanza tramite un messaggio il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, la coordinatrice provinciale onorevole Margherita La Rocca Rubolo, i consiglieri comunali di Forza Italia ad Alessandria della Rocca, Giovanni Comparetto, Antonello Giuseppina Settecasi, il segretario cittadino Ignazio Vaccaro, il vice coordinatore e direttivo di Forza Italia ad Alessandria della Rocca, scrivendo questo: cari concittadini, siamo alla fine di questa tornata amministrativa, è il momento di iniziare a pensare al futuro. La nostra sezione è nata circa 2 anni fa, ottenendo fin da subito ottimi risultati sia alle regionali 22, in cui siamo stati il primo partito, che alle nazionali dello stesso anno, affermandoci come terzo partito più votato. Adesso però ci aspettano le sfide più difficili, in primis le amministrative, e quindi sin da ora inizieremo a lavorare tutti insieme con l'aiuto dei nostri referenti provinciali e regionali in vista delle ormai prossime elezioni che ci vedranno protagonisti in prima linea con dei nostri candidati di partito, i candidati di Forza Italia. La compattezza, l'unità e il gruppo sono l'unica strada percorribile per ottenere buoni risultati in quest'anno così pieno di appuntamenti che ci vedrà impegnati oltre alle amministrative anche alle europee e alle provinciali. Intanto, sempre in Forza Italia, il consigliere comunale Michele Errante, confermando la propria appartenenza al gruppo consiliare di Menfi, annuncia la propria adesione al partito di Forza Italia, una scelta dichiara Errante in una nota che tiene conto prioritariamente della buona politica portata avanti dall'onorevole Margherita La Rocca Rubolo, alla quale intendo fare riferimento nel suo ruolo politico, istituzionale e regionale. Questa scelta, continua il consigliere comunale di Menfi, esula dalla mia appartenenza al gruppo consiliare 92013, che confermo, all'interno del quale continuerò a svolgere il mio ruolo nel pieno sostegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Clementi. Esprimono soddisfazione i parlamentari Margherita La Rocca Rubolo e Riccardo Gallo di Forza Italia, rispettivamente coordinatore provinciale e vice coordinatore regionale del partito, affermando: ringraziamo l'amico Michele Errante per l'esperienza e la competenza che mette al servizio del nostro partito, certi che il suo contributo sarà prezioso per una maggiore rappresentanza dei bisogni del territorio belicino. E qualche giorno fa, in occasione di un incontro con il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Gallo, da parte del sindaco di Canicattì e dei consiglieri comunali di Forza Italia con in testa Lillo Restivo, è stata sancita l'adesione a Forza Italia del consigliere comunale Anna Muratore, eletta alle scorse elezioni amministrative in una lista civica. Anna Muratore ha affermato: scelgo di aderire al partito di Forza Italia perché ne condivido le idee moderate e apprezzo la serietà manifestata dal deputato e dal vice coordinatore regionale del partito, onorevole Riccardo Gallo. Lo stesso Riccardo Gallo afferma: l'adesione del consigliere comunale canicattinese Anna Muratore rappresenta per Forza Italia un valore aggiunto di entusiasmo e di voglia di fare grazie all'esperienza maturata sul campo, testimoniando che è anche e soprattutto sui nuovi volti con la giusta esperienza che intendiamo puntare per ampliare non solo il radicamento territoriale di Forza Italia, ma le capacità di proposte politiche e amministrative a vantaggio delle realtà locali. Presentata ieri a Roma la nuova formazione politica Democrazia Cristiana con Rotondi, il primo test saranno le elezioni europee e regionali in Sardegna, la corrispondenza. 105 anni fa, il 18 gennaio del 1919, Luigi Sturzo fondava il Partito Popolare Italiano.
30 anni fa, il 18 gennaio del 1994, Mino Martinazzoli cambiava il nome della DC, rifondando il Partito Popolare. 20 anni fa, Gianfranco Rotondi riproponeva il nome della Democrazia Cristiana per il suo nuovo partito, che è una delle forze storiche del centrodestra italiano. A 30 anni dalla fine della DC, oggi la Democrazia Cristiana con Rotondi, che si dà un nuovo simbolo, lontano da nostalgie e orgoglioso di una storia di coerenza che si riassume nel nome del fondatore, che compare con evidenza nel simbolo. Vogliamo rinnovare la DC e per questo adottiamo un simbolo che la protegga da liti giudiziarie che servono solo a trasformare una grande storia in una piccola bega. La DC con Rotondi affianca chiaramente Giorgia Meloni e chiede al suo fondatore Gianfranco Rotondi di dare un futuro alla sola idea uscita vincente dal Novecento, quella dei cattolici democratici. E questo è il nuovo simbolo. Cominciamo il 18 gennaio. La DC riparte il 18 gennaio, a 30 anni dalla decisione di Mino Martinazzoli di sospenderne le attività. Il nuovo inizio è nella presentazione di un nuovo simbolo. Abbiamo avuto la Democrazia Cristiana storica, che tutti conoscete, e sulla quale ognuno ha un giudizio positivo, negativo, ma è una storia che si è conclusa il 18 gennaio del 94. C'è una Democrazia Cristiana della Seconda Repubblica, che siamo stati noi. Questa Terza Repubblica riserva ancora un posto alla Democrazia Cristiana. Un nuovo simbolo perché? Non c'è lo scudo crociato. Lo scudo crociato è il simbolo di un altro partito fratello con cui noi abbiamo ottimi rapporti, che è l'UDC dell'onorevole Cesa. Abbiamo ritenuto di evitare ogni riferimento a un simbolo che creava confusione con quello di un altro partito presente in Parlamento. Democrazia Cristiana con Rotondi perché? Gli eredi della DC 20 anni fa ci autorizzarono con atto notarile, accettato da ordinanze, sentenze, immatricolato da tribunali, TAR, consigli di Stato, ma questo nome, Democrazia Cristiana, ci viene da una lunga storia giuridica e politica. Abbiamo scritto con evidenza e con mia sofferenza il mio nome nel simbolo, non per un atto di vanagloria, ma per creare una differenziazione grafica, politica, giuridica e pubblicitaria. Nulla a che vedere con tutte le altre che si affacciano e che non riescono a presentarsi perché, come vedete, vengono tutte escluse, in quanto non è possibile portare in vita un partito che ha concluso la sua attività e i cui eredi hanno continuato ad agire politicamente. Questa simpatica balena bianca è un simbolo alternativo perché richiama un po' una suggestione dei vignettisti, ma anche di quel grande giornalista che fu Giampaolo Pansa, che definì la Democrazia Cristiana balena bianca. E questa definizione piacque così tanto ai democristiani che Arnaldo Forlani la riprese nella replica della sua elezione a segretario del partito, e quindi noi dedichiamo questo simbolo ad Arnaldo Forlani, rivendicando una storia, quella antica dei nostri padri, della Democrazia Cristiana, ma anche quella di questi 20 anni della Democrazia Cristiana con Rotondi. Contro una narrazione storiografica che vuol ridurre la Democrazia Cristiana alla sua sinistra, noi vogliamo ricordare agli amici che sono andati da democristiani nel PD che la gran parte degli elettori e dei dirigenti della Democrazia Cristiana era costituita da moderati, anticomunisti, che hanno scelto il centrodestra nella Seconda Repubblica. Sarà ai nastri di partenza nelle elezioni regionali sarde. Del resto è una balena e cerca un mare, parte da quello della Sardegna. E domani sabato 20 gennaio alle ore 17:30 presso i locali del Circolo Empedocleo avverrà l'incontro dibattito che avrà come tema lo scempio della Villa del Sole, devastazione e prospettive di rinascita. L'incontro sarà introdotto dalla proiezione del video di Tano Siracusa, appunti sul verde pubblico in città. Seguiranno gli interventi di Nino Cuffaro, segretario del Circolo del PD Vittoria Giunti ad Agrigento, e del professor Elio Di Bella, e una lettura di Lia Rocco. L'incontro proseguirà con un dibattito sui temi trattati. Bilancio della prima giornata dell'operazione Stazioni Sicure, controlli a tappeto negli scali ferroviari in Sicilia, anche ad Agrigento il servizio.
859 persone controllate, 216 bagagli ispezionati, 81 agenti impegnati in ben 71 scali ferroviari in Sicilia. Sono questi i risultati conseguiti dal compartimento Polizia Ferroviaria della Sicilia durante la prima giornata dell'anno dedicata alla operazione Stazioni Sicure organizzate a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria nella giornata del 17 gennaio scorso. La finalità dell'operazione, che si è svolta sotto il coordinamento della sala operativa della Polfer, è quella di incrementare il livello di sicurezza nell'ambito ferroviario e contrastare le attività illecite a Palermo, anche con il concorso dei militari dell'esercito italiano impiegati dallo scorso mese di novembre a supporto dei dispositivi di controllo e di sicurezza messi in campo dalla Polizia Ferroviaria. Gli agenti della Polfer della Sicilia, equipaggiati di metal detector e palmari, con il supporto delle unità cinofile della Questura di Palermo, Catania e della Guardia di Finanza, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni, nei depositi bagagli. A Palermo il fiuto del cane poliziotto King ha consentito di individuare tanti passeggeri appena scesi dal treno, un giovane in possesso di quantità di hashish per illecito amministrativo. Il ragazzo è stato segnalato alla prefettura. 7 le sanzioni elevate, di cui 5 ai sensi del regolamento della Polizia Ferroviaria. 2 persone prive di biglietto senza una valida giustificazione si sono introdotte nell'area ferroviaria e sono state sanzionati dagli agenti della Polfer di Taormina e di Catania. Infine, ad Agrigento, contravvenzione è stata elevata nei confronti del proprietario di un gregge di pecore che pascolava nelle vicinanze della linea ferroviaria, tanto che alcuni ovini venivano travolti da un treno in transito. Un commerciante nigeriano di 45 anni che ha riportato la frattura dello zigomo sinistro dopo essere stato picchiato selvaggiamente al Viale della Vittoria di Agrigento aveva reclamato il posteggio per i disabili davanti alla scuola Lauricella. È stato questo il motivo per cui è stato colpito con violenti pugni al volto anche quando era per terra esanime. L'episodio è stato ripreso con un telefonino da una ragazza in auto e il video è diventato subito virale. Ad indagare è stata la polizia, che ha acquisito lo stesso video, ricostruito l'accaduto. Il 45enne avrebbe trovato il posto riservato ai disabili in cui aveva diritto di parcheggiare per prendere la figlia da scuola, occupato da un'altra vettura. Ne sarebbe nata una discussione con dei uomini italiani che avrebbero iniziato a picchiarlo. L'aggressore, più esagitato, ha continuato a colpirlo più volte in faccia, anche quando l'uomo si trovava già a terra e privo di sensi. 2 passanti sono intervenuti per soccorrere il 45enne, mentre i 2 aggressori si sono allontanati con l'auto. La moglie della vittima ha presentato denuncia a carico di ignoti. La targa dell'auto a bordo della quale 2 uomini si sono allontanati era ben visibile nel video e a breve dovrebbero essere individuati. Il nigeriano, come detto, ha riportato la frattura dello zigomo e si trova ricoverato ora all'ospedale San Giovanni di Dio e dovrà sottoporsi a un intervento. Colpi di pistola contro la porta d'ingresso dell'abitazione di un piccolo pregiudicato nel quartiere di Villa Seta ad Agrigento. L'intimidazione è avvenuta nella serata di ieri intorno alle 10 in via Isola delle Femmine. Ad entrare in azione, secondo una prima ricostruzione, sono state 2 persone a volto scoperto. I malviventi sono riusciti a raggiungere il primo piano della palazzina ed esplodere diversi colpi di pistola, poi la fuga. Lanciato l'allarme sul posto, sono prontamente intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini, sentendo in prima battuta il proprietario dell'abitazione, al vaglio anche la presenza di eventuali telecamere in zona che potrebbero aver immortalato la scena. A un anno dalla sua morte, una messa in memoria di Fratel Biagio Conte, la presentazione di un libro scritto da Paolo Cilona e l'accensione del Tripolo della Pace, il servizio di Margherita Tropiano. Un ritratto appassionato di chi attraverso la scelta del laicismo ha speso la vita testimoniando i veri valori della cristianità e del cattolicesimo, e questo è il messaggio emerso ieri nel corso dell'iniziativa organizzata dal CEPASA in memoria di Fratel Biagio Conte, che ha previsto una messa e a seguire la presentazione del libro dal titolo Fratel Biagio Conte nella città dei Templi, un rito religioso con una coinvolgente
conte omelia sviluppata da Don Lillo Argento, parroco della chiesa di San Nicola, e poi le relazioni con la chiusura dell'autore Paolo Cilona. Al termine, alla presenza di un qualificato pubblico composto da letterati e scrittori, è stato acceso un tripode della pace, quella che Biagio Conte cercava insieme al suo impegno per gli ultimi. Paolo Cilona, un libro su Biagio Conte, una serata certamente emozionante nel corso della quale il laico Biagio Conte ha tirato fuori la spiritualità, e una spiritualità che poi ha pervaso il pubblico e il libro. È stata una bella serata, il ricordo di Biagio Conte, prima con la Santa Messa in suo suffragio, il secondo con la presentazione del libro che racconta tutti i passaggi che lui ha fatto nella terra agrigentina, compreso il momento per ricevere il premio Telamone per la pace, e poi l'accensione del triplo della pace rivolto al mondo intero, che oggi il mondo ha bisogno di pace, di amore e di solidarietà, ed era sempre il cammino che veniva sempre attraversato da Biagio Conte. Quindi noi con questi tre avvenimenti, messa, libro e accensione e tripode, abbiamo ricordato una persona importantissima che ha lasciato una traccia indelebile del suo modo di essere, del suo modo di venire incontro alle esigenze dei poveri e soprattutto degli invisibili. Quindi è una serata interessante dal punto di vista del ricordo nei confronti di uno che quando prima sarà santo. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Importanti novità sul fronte della raccolta differenziata dei rifiuti urbani a Favara. Sono stati varati i giorni destinati al conferimento dell'umido, che adesso si farà il mercoledì, e del secco residuo, la cui raccolta passa a giovedì. Il servizio di Giuseppe Moscato. Importanti novità sul fronte della raccolta dei rifiuti urbani a Favara. Per consentire un miglioramento della qualità del rifiuto sono stati cambiati i giorni destinati al conferimento dell'umido e del secco residuo. A partire dal prossimo 31 gennaio si procederà infatti ad una inversione della raccolta di organico e carta e del secco residuo. Il mercoledì e non più il giovedì verranno quindi raccolti organico e carta, mentre la raccolta del secco residuo viene spostata a giovedì. La variazione è stata comunicata nel corso di una conferenza stampa in municipio, presenti il sindaco Antonio Palumbo e l'assessore all'igiene ambientale Lillo Attardo. La modifica riguarda sia le utenze domestiche che quelle non domestiche. Una decisione presa congiuntamente con le imprese che gestiscono il servizio, una modifica di calendario ritenuta necessaria a seguito delle analisi merceologiche condotte in questi mesi, che hanno permesso di accertare come molti cittadini smaltissero l'umido nel secco, causando un peggioramento della qualità del rifiuto e un aggravio per i costi del comune. Sentiamo l'assessore Attardo. Qualche mese fa avevamo fatto una richiesta di analisi merceologica della qualità della frazione indifferenziata, ossia quello che si raccoglieva il mercoledì, per capire cosa ci fosse all'interno. E da questa analisi merceologica è venuto fuori che circa tra il 30 e il 40% di composizione di questi, ad esempio di una tonnellata, 300 kg era organico. E quindi questo, per poter venire incontro ai cittadini, perché magari o perché qualcuno non rispetta il calendario, o per esigenze, perché capiamo che l'organico può anche avere delle odori nauseabondi, quindi aspettare un altro giorno in più poteva essere fastidioso, quindi aspettare fino al giovedì. Quindi una volta che si conferisce il lunedì, diamo la possibilità di conferirlo il mercoledì, quindi un giorno in meno, in maniera tale che poi non ce lo troveremo il giovedì poi nella frazione dell'indifferenziato, quindi nel secco residuo. Quindi attraverso questa scelta siamo sicuri che otterremo un risultato positivo, sia in termini di qualità della differenziata, anche in termini di quantità della frazione del secco residuo, che abbassando questa quantità quindi vuol dire meno tonnellate in discarica e ridurre i costi
che ogni mese siamo costretti a pagare a causa dell'elevato peso dell'organico, perché ricordiamo che l'organico è la frazione più pesante che c'è fra tutte le frazioni dei rifiuti. Novità anche per quanto riguarda la raccolta degli abiti usati, che dopo l'eliminazione dei cassonetti stradali saranno raccolti solo presso il centro comunale di via Ambrosini, in attesa dell'attivazione di un servizio di raccolta settimanale che si terrà in 2 piazze della città, come avvenuto già nelle scorse settimane. Infine, novità anche nel settore del controllo dell'abbandono dei rifiuti. A fine mese, infatti, sarà donata a cura delle ditte che gestiscono il servizio una telecamera denominata e-Killer, che servirà a perseguire chi abbandona i rifiuti, grazie anche al regolamento che è stato finalmente approvato nei mesi scorsi dal Consiglio Comunale. Ma sentiamo il sindaco Palumbo. Come sempre si cerca sempre di migliorare il migliorabile, quindi dopo una serie di incontri anche con le aziende che gestiscono il servizio abbiamo chiesto e ottenuto alcune migliorie che non sono dettate da ipotesi ma da studi approfonditi che sono stati fatti. Quindi le novità saranno il cambio del calendario con l'inversione dei giorni del mercoledì e giovedì. Noi avremo d'ora in avanti, ma dal 1° di febbraio, quindi avremo il tempo di spiegarlo alle persone, ci saranno campagne pubblicitarie, manifesti in giro, volantini, non sarà dall'improvviso all'oggi al domani, capisco bene che le persone devono abituarsi. Avremo il mercoledì non più secco residuo ma umido, quindi umido e cartone, mentre il giovedì ci sarà il secco residuo. Adesso le motivazioni poi le spiegherà l'assessore Rilattardo, ma è nell'ottica di migliorare la raccolta e la qualità e la quantità della raccolta. A breve arriverà finalmente la famosa e-Killer. Si tratta altro che di una telecamera ad alta risoluzione, trasportabile facilmente da posizionare ovunque, che ha una potenzialità di risoluzione enorme. Questo ci servirà finalmente, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento, ci permetterà di poter fare i controlli e sanzionare gli incivili. All'alberghiero Ambrosini di Favara arriva la sperimentazione del diploma in 4 anni. Ce ne parla la dirigente scolastica Gabriella Bruccoleri. Siamo all'Ambrosini di Favara con la dirigente scolastica Gabriella Bruccoleri e parliamo di un nuovo indirizzo, questa fase sperimentale, uno dei pochi istituti autorizzati dal Ministero. Ecco, ne parliamo meglio, Presidente. 151 istituzioni scolastiche in Italia, fra queste l'Istituto Ambrosini di Favara, insieme a un'altra scuola di Ribera. Noi lavoreremo quindi per accogliere ragazzi che, iscrivendosi in prima, avranno la possibilità di conseguire il diploma in 4 anni. Attenzione, sottrazione di un anno non significa sottrazione di tempo educativo, sottrazione dunque di tempo di educabilità relativamente al curriculum delle materie e delle discipline fondamentali, è una rimodulazione dell'orario che conseguirà ai ragazzi di conseguire il diploma in 4 anni, quindi aumentando il tempo dell'educabilità all'interno delle settimane. Questo significa lottare contro la dispersione scolastica, significa dare la possibilità alla scuola di riallinearsi con quei tempi di conseguimento del diploma che sono i tempi delle grandi nazioni europee che, come ben sappiamo, vivono l'esperienza scolastica con un grande sguardo nei confronti dell'inserimento immediato nel mondo del lavoro. I nostri alunni pertanto conseguiranno il diploma in 4 anni con una possibilità straordinaria di perfezionare la loro preparazione con la frequenza dell'istituto tecnico superiore. Questa esperienza conseguente, quindi di 2 anni, permetterà loro di perfezionare le competenze disciplinari, ma di conseguire dei crediti spendibili immediatamente nel prosieguo all'università. Quindi il tempo non si accorcia, il tempo non diminuisce, il tempo migliora nella sua qualità, dando la possibilità ai ragazzi di vivere il diploma, di avere il diploma in 4 anni e di proseguire gli studi poi anche con l'ITS oppure con l'università. Una grande novità che ovviamente permetterà alla scuola di migliorare il rapporto con il territorio, di proseguire questo dialogo con le associazioni e con le aziende, che come sappiamo è la specificità degli istituti professionali, in particolare dell'alberghiero. Sono molto felice di questo percorso coraggioso, di questa sperimentazione, perché questa scuola
nella rinnovata autonomia, guarda al futuro, guarda al presente, perché crediamo che l'Ambrosini possa, anche grazie a questa sperimentazione, scrivere pagine bellissime di presente e di futuro. Ma attenzione, i percorsi tradizionali restano i percorsi quinquennali che permettono ai ragazzi di scegliere il percorso di enogastronomia, il percorso di cucina, il percorso di sala, il percorso di accoglienza, di pasticceria, di arte bianca. Questo significa naturalmente che noi da un canto lavoriamo ad una prospettiva di rinnovamento fondativo per accorciare il tempo e migliorare soprattutto la qualità del tempo vissuto a scuola, d'altro canto garantiamo la possibilità del percorso tradizionale che certamente vogliamo che continui, per dare a tutti la possibilità di una scelta consapevole e compiuta. La scuola Ambrosini, l'istituto alberghiero, è una realtà quarantennale della nostra provincia che ha dato la possibilità a moltissime ragazze e moltissimi ragazzi di vivere nell'immediatezza l'immissione nel mondo del lavoro con una affermazione della personalità fondamentale. Ma attenzione, è scuola di cultura, è scuola dei linguaggi fondamentali. La scuola dà dunque l'opportunità di costruire e sedimentare un patrimonio culturale spendibile all'università, e sono tantissimi i nostri ragazzi che continuano con successo il percorso universitario. Costruisci il tuo futuro con noi, ti aspettiamo qui all'Ambrosini. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha elaborato un progetto di monitoraggio del rischio idrogeologico sul territorio provinciale, per il quale è stato ottenuto un finanziamento con fondi europei. La relativa gara d'appalto europea è stata aggiudicata provvisoriamente all'impresa Geotech Engineering SRL con sede a Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia, e ha riportato il punteggio di 100 per un importo contrattuale complessivo di 261.742 euro più IVA. Il progetto è stato elaborato dall'Ufficio della Protezione Civile del Libero Consorzio, progettista e RUP Marzio Tuttolomondo, verificatore Michelangelo Di Carlo, direttore dell'esecuzione Nicolò Costanza, coordinatore per la sicurezza Fabrizio Mallia, ispettori di cantiere Antonio Sciarratte e Gerlando Picone. La siccità sta mettendo in difficoltà l'agricoltura siciliana, i frutti invece di aumentare diminuiscono per nutrire la pianta, i bacini idrici sono sotto livello considerando la media degli ultimi anni il servizio. La crisi idrica sta colpendo duramente il territorio siciliano. La mancanza di piogge sta generando una crisi senza precedenti per gli agricoltori, influenzando in particolare la produzione di agrumi. Questi, a causa della scarsità di acqua, risultano spesso piccoli e ciò ne compromette l'acquisto da parte dei consumatori. Il settore agrumicolo siciliano è però importante. Nel corso della scorsa campagna agrumicola l'Italia si è posizionata come il 12° esportatore mondiale di agrumi, con una quantità esportata però minore a quella importata. Tale confronto mette in luce l'importanza di sostenere questo settore anche da parte dei piccoli privati, soprattutto in un contesto caratterizzato da cambiamenti climatici e instabilità di mercato. In un momento in cui il settore agrumicolo si prepara a fronteggiare un momento complicato, il distretto Agrumi di Sicilia lancia un appello all'aggregazione e alla responsabilità collettiva. È fondamentale mettere da parte gli interessi personali per preservare e potenziare l'agrumicoltura siciliana, accompagnando con efficacia questo momento complicato per le imprese agrumicole, acquistando da aziende locali e rivolgendosi alle istituzioni, anche stanziando i fondi disponibili. Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia annuncia il ritorno della campagna social Per piccina che tu sia, un'iniziativa dedicata a promuovere e valorizzare le arance di piccola taglia, simbolo attuale dell'agrumicoltura siciliana colpita dalla siccità. Riasfaltature, interventi in galleria, sostituzione dei guardrail comporteranno restringimenti di carreggiata a doppi sensi di marcia e chiusure di tratti autostradali fino al prossimo 31 dicembre, causando diverse criticità per gli automobilisti, in particolare nelle autostrade A20 e A18 il servizio. Sarà un anno difficile per le autostrade siciliane e per chi le percorre, soprattutto per i pendolari. Infatti il CAS, Consorzio per le Autostrade Siciliane, ha fatto sapere che per tutto l'arco del 2024 si prospettano lavori di manutenzione sulle autostrade A18 e A20 in entrambe le direzioni. Il CAS ha comunicato che dalle 8 del 22 gennaio sino alle ore 17 del 31 dicembre 2024 le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo saranno chiuse per consentire l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione ordinaria.
Le autostrade siciliane saranno quindi chiuse per un anno intero, al fine di procedere con interventi correttivi, che riguarderanno in particolare la revisione dei cavi di comunicazione, che si trovano posizionati lungo le due autostrade. Per tale motivo, per permettere le operazioni, sarà necessario procedere alla chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, in entrambe le direzioni di marcia, e relativi svincoli e pertinenze. Si prospettano quindi nuovi disagi e nuove chiusure, anche se parziali, nelle autostrade gestite dal CAS, già bersagliate da cantieri, interruzioni, riduzioni di carreggiata in molte parti del percorso. È terminata con una pesante sconfitta per la squadra di casa la partita tra il Licata e il Canicattì, che ha vinto per 3-0. L'incontro si è disputato allo Stadio Saraceno di Ravanusa, il servizio di WeSport. Buon pomeriggio amici sportivi collegati dal Saraceno di Ravanusa, Licata, Canicattì, le due squadre in campo. Gioacchino Catania, il cross ancora di prima sul secondo palo, c'è Petrucci tutto solo, palla in mezzo al gol. Il Canicattì va in vantaggio con Giancotti, difesa del Licata completamente assente in questa situazione. Pallone direttamente in aria, liberato, poi Murgia carica il destro, alto. Scarsa coordinazione del centrocampista sardo, però il Licata potrebbe ripartire in contropiede. Rotulo in posizione regolare, Minacori, attenzione, Giannone recupera questa sfera sporca, prova a entrare in aria Giannone, il cross, Minacori, la parata di Testa Grossa, è il miracolo di Testa Grossa sul primo palo e forse l'arbitro decide che va bene così, infatti duplice fischio, Licata 0, Canicattì 1 al ottavo minuto, anzi scusate, ha segnato Giancotti, però con Boniglia che punta Calaiò, entra in area l'argentino, il tiro murato, ma ancora Canicattì, cross basso, anticipato all'ultimo istante Catania da Murgia ed è corner per Minacori, ancora una volta trattenuto, pallone che arriva comunque a Rotulo, il passaggio per Minacori, posizione regolare, Minacori è l'ultimo a toccare, è stato secondo l'arbitro proprio lui e non c'è nulla perché volevano un calcio di rigore i giocatori del Licata sull'intervento del portiere in uscita che ritorna da Sidibè, Salvia. Altro pallone per Sidibè, gioca di prima il Canicattì, posizione di tiro Giancotti, 2-0 del Canicattì e doppietta, una giocata perfetta del Canicattì, Licata fermo sulle gambe e un tiro sul secondo palo non ha lasciato scampo a Valenti. Murgia, altro filtrante buono verso Saito cerca il fondo, il pallone in mezzo, Minacori, la deviazione in scivolata da parte di Camarà, il tiro va da Garau, pallone buono verso Minacori, lo stop di prima, il palo, è un Licata sfortunato, attenzione, calcio di rigore, si è addormentato Camarà e Currò gli ha soffiato il pallone, non protesta nemmeno Camarà, la rincorsa. Calogero, Minacori parato, il Licata proprio nemmeno con le mani può segnare forse quest'oggi. Pallone lungo, Saito prende posizione, Saito entra in aria, Saito la finta, palla sul sinistro, il pallone ancora bloccato da Testa Grossa. In mezzo sottile di Testa Camarà, palla che rimane lì, 3-0 per il Canicattì. E il risultato è pesantissimo, Boniglia, e questa è una mazzata veramente, Licata che sta andando veramente in affanno, difensivo del Canicattì, attenzione adesso tutto buono per il Canicattì con Salvia, c'è Camarà solo in aria, due uomini a rimorchio, arriva Caserta che sbaglia, un rigore in movimento. All'inserimento di Rotulo, poi ancora Francia, palla in mezzo, Minacori, ancora una volta in due tempi, Testa Grossa, Iezzi prova a far tutto da solo sulla sinistra, trova il fondo, attenzione, Iezzi, il palo, a dire no,
Aiezzi, e proprio su questa azione arriva il triplice fischio. Licata che tracolla di fronte al Canicattì. 3-0 per i biancorossi, che hanno vinto con merito grazie ai gol di Giancotti, doppietta, e poi il tris ad opera di Boniglia. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.